La mia isola continua a salvare persone, così come già ha fatto in passato e continua a fare tuttora. Naturalmente questi numeri mettono oggettivamente in difficoltà un po' tutta la macchina dell'accoglienza e dei soccorsi, perché sono cifre alte, cifre da capogiro, però insomma l'isola continua a fermarsi come l'isola della solidarietà e dell'accoglienza, nonostante appunto tutte le difficoltà del caso. Ecco, lei recentemente anche ad Agrigento è venuto il ministro Piantedosi, aveva lanciato delle rassicurazioni, sono diciamo situazioni che si stanno verificando, mi riferisco all'accoglienza, all'hotspot che è sempre pieno, allo svuotamento attraverso le navi, oppure soffrite sempre questa difficoltà? L'unico problema è questo, perché purtroppo Hotspot ha una capienza piccola, cioè è stato concepito per 400 persone, per cui quando i numeri diventano più elevati diventa un po' difficile gestire all'interno la situazione. Quello che abbiamo chiesto allora e che continuiamo a chiedere anche oggi, che si prepari, che si faccia un programma diverso, prevedendo delle navi, grosse navi che stiano in rada nelle acque di Lampedusa e che all'occorrenza appunto trasferiscono in massa i migranti in delle strutture più idonee. È intervenuta anche la nave Diciotti in queste scorse ore? Sì, l'altro ieri è intervenuta la nave Diciotti, però adesso appunto le condizioni del mare non permettono di continuare con i trasferimenti, tant'è vero che sia questa notte che nella giornata odierna ci saranno dei trasferimenti via aerea. La nave per il Porto Empedocle è bloccata, c'è qualche problema in particolare? O è solo una No, questione no, di... è questione di tempo, le cattive condizioni del meteo che non consentono appunto le partenze, tant'è vero che si sta ovviando appunto a trasferire le persone in aereo.